chiusura di questa puntata non potevamo non incontrare Valerio Cescon, Cantine La Marca. Buona giornata Valerio. Allora, focus sull'internazionalizzazione un pochino della vostra realtà, dove si sta puntando? Per noi stabile il mercato tedesco, assolutamente interessante in crescita il mercato degli Stati Uniti, buone soddisfazioni anche sul mercato inglese, soprattutto naturalmente con i prosecchi. Voi infatti il vostro motto è unire tradizione e innovazione. Per tradizione cosa intendi? Noi dobbiamo quindi rappresentare quelle che sono le peculiarità della nostra e gli interessi di medio-lungo periodo della nostra viticoltura, che così ben si rappresenta sui mercati internazionali. Innovazione invece è un legame forte anche con la creatività, continua ricerca. Innovazione vuol dire innovazione di prodotto nel rispetto della tradizione, vuol dire innovazione di processo, vuol dire mantenimento di uno standard qualitativo sempre e comunque elevato che ci distingua rispetto al resto del settore. Proprio in conclusione, Vinitaly 2014, netta ripresa, si vedono sorrisi, si vedono contratti. Dobbiamo stare sempre sul pezzo e quindi mantenere alta l'attenzione, mantenere l'attenzione sul prodotto, sulla clientela, su quello che può essere richiesto ogni giorno di più e di diverso dai mercati e nazionale e internazionale. Grazie a Valerio Cescon, grazie alla Marca. Ci vediamo la prossima settimana, stessa televisione, stesso orario. Grazie ancora. Grazie a voi.